Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo la vittoria per 3-1 sul Napoli. Che valore dai a questa vittoria in termini di rivincita dopo la sconfitta di Parma? A Napoli sarà un'altra partita, ma volevamo questa. Per noi era importante passare, volevamo farlo e abbiamo preparato la partita per quello. La squadra ha giocato con personalità, qualità e ritmo. Per me la squadra in il Parma ha giocato meglio della partita contro il Bologna, quindi non giochiamo, ma questo è il calcio, non dobbiamo mai scendere da questo livello di prestazione. Quanto tempo ci vuole stasera per sbloccare Noslin? Non mi piace parlare di singoli individui, ma voglio fare un'eccezione. Voglio iniziare da Usai. Ha fatto una grande partita e non dobbiamo essergli grati perché ci deve qualcosa, ma perché segue sempre i nostri allenamenti. Alto livello anche se non giochi. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni e devo far giocare tutti. Sono contento per Ciauna che ha fatto un'ottima partita e sono contento. Sono felice per Noslin. Lo conosco molto bene. Le 3 giornate di squalifica in Europa gli hanno tolto partite, ne ha bisogno. Gioca, ma ha qualità, velocità e corsa. Sono contento anche per l'altro ragazzo, Pedro, ci porta entusiasmo e dobbiamo andare avanti con questo calcio. Quanto cambierà la partita di domenica rispetto a quella di oggi? Il Napoli sta facendo molto bene, conosco molto bene il lavoro di Antonio e il Napoli è una squadra tosta. Sarà difficile, ma non potremo giocare una partita diversa da quella di oggi. Di partita in partita dovremo lavorare e difendere, ma giocheremo perché è tutto quello che sappiamo fare. Come stanno Dia, Tavares e Vesino? Dia e Tavares stanno meglio, potrebbero essere a disposizione, ma dovrò valutare perché sarà una partita molto difficile. Tipo di partita che dovremo giocare. Hanno lavorato diversamente, spero di rimetterli, ma devo vedere se sarà pronto dalla partenza o durante la gara. Hai qualche merito per la tripletta di Noslin stasera? Se vogliamo giocare dobbiamo rischiare qualcosa. Anche oggi potevamo gestire diversamente alcuni palloni. Questo però lo chiedo alla squadra e qualche volta rischiamo. Ma per me contro il Bologna l'uscita che abbiamo fatto ha portato all'espulsione di Pobega. Continuiamo su questa strada. Ho portato Noslin a destra o a sinistra, ma continuerò a farlo perché è un calciatore moderno. Gli diamo un ruolo, ma è un giocatore di qualità e deve aprirsi a questo. Del suo percorso, sono contento dei gol, ma anche il rendimento di Dele è in crescita, è catapultato in un calcio difficile e complicato. Nei nostri calciatori che ci hanno messo 1 o 2 anni per abituarsi hanno fatto fatica. C'è qualcosa che ti sorprende in questo momento? Quello che più mi ha sorpreso è vedere un forte dolore nella squadra dopo il Parma dopo quella sconfitta e questo ci ha aiutato a fare la prestazione di oggi. Conosco bene il mio lavoro, ho tante partite da giocatore e da allenatore. Sarà difficile, ma spero che siano risultati e non prestazioni. Forse abbiamo semplicemente sbagliato la prestazione di Udine. Stasera è stata una prova riuscita del punto di vista di Maradona per Dele Bashiru? Com'è Castrovilli? Siamo contenti per Castro. Ha attraversato il deserto perché dopo ogni infortunio è difficile. È un giocatore che ha tanta qualità e ci darà una mano. Mi è piaciuto in questi 20 minuti. Ha giocato una buona partita e il Napoli dovrà giocare molto bene, perché sarà molto più difficile. Qual è la tua opinione, tifoso? Credi che il Napoli volesse perdere questa partita oppure no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale.